Benvenuti all'appuntamento con il sindaco, puntata speciale oggi. Benvenuto sindaco di Catania Trentino. Buongiorno. Naturalmente la puntata la dedichiamo quasi interamente a San Giovanni Galermo. È riuscito a dormire qualche ora il sindaco stanotte? Sì. Sì. Non saranno molte. Ci date le notizie per quanto riguarda i feriti? Noi abbiamo parlato di 14 feriti, uno grave. Confermo anche questo è il dato che a me è giunto, non mi sono stati segnalati in queste ultime ore problemi di aggravamento, quindi la condizione per fortuna è tale da poter veramente invocare un miracolo. Perfetto, sindaco, torniamo a ieri sera. La nostra televisione è stata la prima ad arrivare ed ecco quello che ha visto e quello che è capitato al nostro Max Scardacci. Sono pochi secondi che però danno proprio l'idea di cosa è capitato. Dunque praticamente lui girava e quel tonfo che abbiamo sentito è stato un tombino che gli si è sollevato a pochi centimetri. Perché sono andati a pressione alcuni tombini, quindi hanno dovuto poi progressivamente disattivare la rete andando sempre indietro rispetto al perimetro originario e questo ha comportato il venir meno di quella condizione di pericolosità che era sorta. Certo. La Procura di Catania ha aperto una inchiesta per disastro colposo e anche i sindacati che si complimentano naturalmente per tutte le persone, il personale delle varie aziende e delle varie strutture, dai vigili del fuoco, gli operatori dell'azienda del gas, eccetera, si sono dati da fare, hanno evitato, come ha appena detto lei, che potesse essere un bilancio molto più grave e però si apre adesso il capitolo delle eventuali responsabilità. Lei un'idea comincia a farsela? Ma non mi permetterei mai, ho una cultura giuridica che mi impedisce di avanzare anche solo ipotesi che poi in questo caso sarebbero delle illazioni. Io registro i dati che ho potuto constatare di persona, innanzitutto una straordinaria efficacia delle istituzioni intervenute. Vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile, Catania Rete Gas, devo dire che hanno dato il massimo non solo per scongiurare preoccupazioni maggiori, ma anche per dare una risposta immediata ai tanti cittadini che ne avevano bisogno. Dopodiché, appunto, come abbiamo detto prima, il fatto che rispetto a un evento che poteva avere dimensioni ben più tragiche, abbiamo contenuto le perdite solo al patrimonio immobiliare, molto limitato peraltro rispetto a ciò che poteva accadere, e comunque a quei feriti una sola grave, a cui vanno chiaramente i nostri migliori auguri. Chiaramente, ci associamo tutti. Molti ascoltatori chiedono quando sarà riattivata la rete del gas. L'azienda ci ha comunicato, ma l'abbiamo già diffuso questa notizia, dovrebbero farcela entro 48 ore. 48 ore? Sì, naturalmente dobbiamo essere certi che ci sia un'assoluta messa in sicurezza di tutta l'area. Un dettaglio che già ieri però lei aveva accennato nelle nostre edizioni straordinarie, lo sciacallaggio era contenuto, è stato un fenomeno importante? Non ho consapevolezza della dimensione che ha assunto il fenomeno e quanto di più disgustoso e indegno possa accadere che alla fine ci si approfitta del bisogno altrui per compiere azioni predatorie. Adesso parliamo degli sfollati, sindaco, perché naturalmente sentiremo le loro testimonianze fra un istante. Le chiedo quanti sono al momento e quando, se e quando potranno rientrare. Allora, ci sono state delle notizie un po' contrastanti, perché ieri mi avevano parlato di 1500 sfollati, sì. Per fortuna invece poi quelli che abbiamo dovuto riparare in albergo sono 70. Adesso ci sono più persone che stanno chiedendo ricovero. Noi stiamo aprendo il Palo Arcidiacono, presso il quale organizzeremo dei ripari ovviamente estemporanei attraverso delle brandine con delle coperte, provvederemo alla somministrazione del vitto, ma è chiaro che non possiamo noi
destinare questi nostri concittadini in delle strutture alberghiere perché non potremmo giustificare l'esborso economico. E quindi a chi toccherà, Sindaco? No, per questi 70 che hanno dormito una notte in albergo toccherà a noi, risponderemo noi. Gli altri andranno invece in questa struttura più Quindi grande. si sommano, saranno 60 o complessivamente? No, sono questi 60 che si trasferiranno a Padarcidiacono più un tot. Non abbiamo completamente idea di quanti possono essere che eventualmente andranno a dormire. Meno di decine o più decine, non lo so, vabbè, perché chiaramente bisogna comprendere se oltre al distacco del gas c'è anche un distacco di rete elettrica, quindi... Certo, questo lo accerteremo nelle prossime ore. Intanto torniamo ancora indietro e ascoltiamo le testimonianze proprio degli sfollati insieme con il sindaco di Catania, Trantino. La paura c'è stata, infatti poi ci hanno chiamato i vigili del fuoco e ce ne siamo andati da casa. Pensando sempre ai pensieri che stavano comunque nelle nostre classi, se li potevamo perdere. Sì, grazie. Pensieri brutti. Signora, come avete passato intanto questa prima notte? Discretamente, perché la stanza era comoda, accogliente. Male perché eravamo fuori di casa, che siamo dovuti andare via così come eravamo. Sì, io che la signora di scendere in albergo riprotetti da una convenzione fatta dal sindaco, perché noi avevamo già deciso di andare in un albergo perché era impossibile stare per strada di notte. Senta, ma sentivate puzza di gas voi? Ma noi la sentivamo veramente da mesi, avevamo lamentato da mesi l'odore di gas. Poi nelle ultime 2 settimane non si avvertiva più. E poi improvvisamente ieri le esplosioni e poi l'odore di gas fortissimo. Si sono aperte le portafinestre, sono saltati gli antifurti, i boati sono stati molto forti e sono arrivati i poliziotti che ci hanno fatto evacuare in una maniera velocissima, ma aiutando chi non poteva, chi aveva difficoltà, perché ci sono molti disabili, molti anziani, ma ce l'abbiamo fatta, è andata bene. Questa è una testimonianza, sindaco, che a mio modesto parere potremmo anche passare a chi sta indagando su questa vicenda, perché la signora dice era da lungo tempo che si sentiva questo cattivo odore del gas, poi negli ultimi giorni il fenomeno si era esaurito e poi di colpo c'è stata questa cosa. Quindi evidentemente c'era qualcosa che non funzionava da prima. Direttore, torniamo al discorso di prima. Mi avventurerei in un campo impervio e che non mi compete. C'è la magistratura che indagherà ed è giusto quindi che facciano tutte le indagini approfondite e verificheranno alla luce di queste investigazioni che cosa è accaduto. Però a me quel che piace sottolineare da questo servizio è la grande compostezza nella reazione da parte di tutti i cittadini che piuttosto che lamentarsi hanno cominciato a dare un contributo attivo, fattivo rispetto a quel che è accaduto, concentrandosi sugli elementi di positività che sono scaturiti da questa vicenda rispetto a tutto quel che solitamente viene segnalato come qualcosa per cui andare contro qualcuno. Adesso passiamo a un'altra emergenza, sindaco, che è fortunatamente questa senza gravi conseguenze. E che cosa fare dell'enorme voragine a Piazza Tricolore, che 25-30 metri, l'abbiamo visto più volte nei nostri telegiornali. E questo crollo è avvenuto, adesso forse lo vediamo, eccolo qua, alle nostre spalle, in un'area che era già transennata, off limits, dove vuol dire non si poteva andare. Ma insomma, quindi vuol dire che il lungomare è a rischio, sindaco? Allora, guardi, io siccome appunto non intendo assolutamente perdere neanche un minuto, ho già convocato per lunedì prossimo il presidente dell'Ordine dei Geologi e il direttore del Dipartimento di Geologia, proprio perché attraverso anche il contributo di loro collaboratori ci diano quante più notizie sullo stato di salute del nostro lungomare, perché ho saputo anche da vostri collaboratori, collaboratori di Telecolor, che al momento di eseguire le riprese su Piazza Nettuno venerdì col mare molto forte comunque sentivano un forte fragore anche sotto la piazza, quindi io ho bisogno di avere contezza se ci sono ulteriori situazioni di pericolo che noi dobbiamo prendere in considerazione. Come ho commentato, ma come hanno commentato in tanti, perché è abbastanza intuitivo il tipo di riflesso che sorge in questi casi, la natura si riprende diciamo, i suoi spazi. Probabilmente si sbagliò all'epoca nel realizzare quella piattaforma di cemento.
non avrebbe avuto senso consolidarla, perché comunque il problema veniva da sotto, dall'ingrottamento di questo mare e quindi dai sussulti che provocava, pertanto non vi sarebbero stati consolidamenti di sorta, e allora cerchiamo di utilizzarlo come risorsa. Ci ha consentito di conoscere un meraviglioso arco lavico che a questo punto dobbiamo essere bravi a valorizzare nel progetto di riqualificazione del lungomare nella sua interezza. Naturalmente non sono in grado di sapere quali possono essere i costi dell'intera operazione, né quali sia la fattibilità dell'intera operazione. Per questo ci affidiamo ai tecnici e proprio per accelerare i percorsi li abbiamo già convocati. Però a suo tempo mi permetta di sottolinearlo, Sindaco, questa attenzione con il coinvolgimento dei geologi non c'era stata, evidentemente. Perché altrimenti lei stesso ha detto che è stato un errore fare la piattaforma. Direttore, negli anni 60, negli anni 70 si sono fatte tante cose che non si sarebbero dovute fare. Quindi, ma è inutile guardare alle eventuali responsabilità del passato, cerchiamo di essere propositivi per il futuro. Grazie. E adesso ancora vogliamo parlare del suo appuntamento pomeridiano, che forse l'ha spostato per essere il nostro ospite, e la ringraziamo molto, cioè un incontro importante per discutere del futuro di San Cristoforo, se non abbiamo capito male, dentro il progetto del decreto Caivano ci sono dei finanziamenti. Siamo su questo ordine di idee, giusto? Allora sì, è giusto, l'unica cosa è che sulla scia del decreto Caivano è stato emesso un altro decreto che riguarda 6 realtà territoriali di tutto il nostro paese, e una di queste è stata individuata a Catania, originariamente a Librino. Quando mi ha chiamato il sottosegretario Mantovano sono stato io a chiedergli di spostarlo su San Cristoforo. Per una ragione molto precisa, perché a San Cristoforo noi crediamo che vi sia una capacità di reazione dei cittadini che abitano nel quartiere. Librino è troppo esteso, noi abbiamo compiuto numerosi interventi, non hanno prodotto l'effetto sperato. Questo non significa che ci rassegniamo, che ci arrendiamo, perché tantissimi cittadini di Librino stanno facendo la loro parte, la stragrande maggioranza di Librino sta facendo la propria parte. Adesso siamo spostati su San Cristoforo perché ci sono stati dei fatti eloquenti che ci hanno dimostrato che possiamo scommettere su quel quartiere. Le faccio un esempio: Via Playa viene segnalata da Google Maps come il percorso più breve per giungere al mare dal centro storico, e viene appunto percorsa da numerosi turisti che un tempo sarebbero stati oggetto di attività predatoria con scippi o altro. Nessuno li tocca, li rispettano tutti e hanno costruito le case vacanze. Quindi significa che è un quartiere che ha compreso che si può fare anche economia legale sfruttando la forza, l'energia che ha Catania nell'attirare turismo. Questo mi fa ben sperare. Ora dobbiamo essere bravi a modulare i progetti per questi 25-30 milioni di euro, sapendo però, direttore, che è una cifra irrisoria rispetto al fabbisogno di San Cristoforo. A San Cristoforo non basterebbe 1 miliardo di euro, che c'è una condizione. Quindi quale sarà il primo step? Ci confronteremo intanto con, già io ho subito ho interloquito con il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine, oltre che con il presidente Di Bella, perché posso dire che l'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e del disagio giovanile. Quindi noi dobbiamo canalizzare risorse rispetto a ciò che può permettere al quartiere di reagire, e nello stesso tempo ai giovani di avere una prospettiva, un orizzonte per il futuro che sia incoraggiante, che nello stesso tempo permetta prospettive ottimistiche. Per far questo dobbiamo lavorare insieme alle scuole. Infatti le scuole, io ho incontrato subito i presidi delle scuole che insistono sul quartiere, e oggi pomeriggio mi confronterò con tutto il resto del quartiere, associazioni, liberi cittadini. Mi hanno dato un interessantissimo contributo alle salette, per questo lo facciamo lì, perché un'associazione di credo che sia ex alunni dei Salesiani aveva già realizzato un progetto molto interessante, mettendo insieme tutta una serie di criticità del quartiere, ed è per questo che io ho buttato lì quella cifra, 1 miliardo di euro, perché vedendo tutto quello che viene richiesto, vedendo i tanti, dico, le innumerevoli aree degradate, se noi veramente volessimo pensare di trasformarlo ci vorrebbe un piano Marshall che non ci possiamo permettere. Allora dobbiamo essere bravi a cercare di pianificare
facendo bastare quel che abbiamo, ma nello stesso tempo agendo su quel che può permettere la rinascita del quartiere. Grazie. Adesso facciamo una pausa, poi toccherà a voi. Scrivete al WhatsApp 342 74 55005, come vedete alla destra del vostro teleschermo. Le mail si mandano a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. State con noi, dopo la pubblicità, fra pochissimo torneremo con il sindaco di Catania, Trantino, in diretta. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo ancora per essere con noi. Adesso è la vostra volta, potete scrivere i vostri WhatsApp, vediamo se ne sono già arrivati, se no vi ricordo il numero 342 74 55005. Buonasera signor sindaco, volevo invitarla a rivedere la mobilità al Castello Orsino. Di sera al buio è una desolazione ed è rischioso attraversare a piedi. Non mi risulta che sia al buio, forse c'è stato qualche disservizio recente perché per effetto delle condizioni meteo di venerdì scorso sono saltate alcune cabine che l'Enel sta prontamente ripristinando. È una condizione di sicurezza che in passato non si era mai vissuta per la presenza non solo di parcheggiatori abusivi ma anche di ragazzini del quartiere che scorazzavano con i propri mezzi impennando in piazza. Quindi non è affatto vero che c'è un problema di sicurezza. Sulla desolazione non sono neanche su questo d'accordo, perché una parte della piazza è fortemente affollata e anche lì è chiusa la sera. Per quanto riguarda il resto della piazza, effettivamente non è occupato come io speravo, ma è normale che vi sia un periodo di assestamento. Cosa sperava, sindaco? Che ci fosse una rivitalizzazione un po' più veloce. In questo periodo certamente questo non è più saltuario, durante i giorni della settimana non si verifica, però la mobilità in quella piazza, così come l'abbiamo noi stabilita, è un valore aggiunto. Quindi dobbiamo essere bravi noi come comune, ma anche i ristoratori, a organizzare eventi, a organizzare tutto quanto ciò che possa attrarre i loro clienti e quindi farli sentire partecipe di una piazza che è molto più bella senza macchine. Ma l'illuminazione è a posto, se ho capito bene? L'illuminazione è a posto, ribadisco, l'illuminazione pubblica è assolutamente a posto ed è ben illuminata. Non so se c'è stato qualche problema in questi giorni. In più noi stiamo illuminando adesso il Castello Orsino. Ora comunque il tempo è cambiato, pare che andiamo verso un weekend con 20 gradi e più, speriamo, perché ne avevamo bisogno. Buongiorno signor sindaco, oggi, come tutti i giorni, in via Lago di Nicito una montagna di sacchi enormi di rifiuti palesemente provenienti dai ristoranti. E dice, è così difficile multarli? Qui dice via Lago di Nicito. Sì, noi la prossima settimana incamereremo le prime 40 risorse di vigili, poi sarà immediatamente dopo le altre 40, nel frattempo arriveranno gli ulteriori 100 più la stabilizzazione di 20, quindi avremo 200 forze in più. A quel punto pubblicherò finalmente un'ordinanza che è pronta già da qualche mese, ma che non ho pubblicato perché non avevamo la possibilità di farla eseguire, con la quale ordinanza prevediamo noi la sospensione delle attività per quei ristoranti che dovessero abbandonare i rifiuti regolarmente. Finalmente sospendete l'attività? Sì, per qualche giorno. Quindi trasferendo a questo punto tanto questi vigili quanto 70 ispettori ambientali che noi stiamo ingaggiando, avremo una maggiore capacità di controllo del territorio. Ovviamente faremo per quartieri senza comunicarlo prima, in modo da poter essere più reattivi rispetto a questa condizione, perché quando poi leggo queste cose io mi chiedo qual senso di misura e di intelligenza passi per quei ristoratori che dovrebbero loro beneficiare da una condizione di attrazione che ovviamente fa sì che i turisti vadano a mangiare da loro, piuttosto che creare una reputazione negativa della città, scoraggiando i turisti a venire perché la città fa schifo. Se non lo puliscono, se non lo capiscono i ristoratori, i proprietari delle case alloggio, delle case vacanze, che sono molte volte i primi a lasciare il sacchetto indifferenziato di rifiuti già all'ora di pranzo, beh, allora diventa anche un problema di intelligenza. Mi auguro che tutti quanti ci riflettano. Cosa dovrebbero fare, sindaco? Lo sappiamo a memoria, ma è bello ripeterlo. Rispettare il ciclo dei rifiuti per quanto riguarda i ristoratori, differenziare,
abbiamo sempre detto che ci sono, per chi non ce la fa a buttare il vetro, la plastica, o meglio ad accumulare vetro e plastica, abbiamo aperto ulteriori 3 centri comunali di raccolta presso cui possono andarla a conferire. Non ci sono più alibi. Per quanto riguarda l'organico, che loro si lamentano non poter trattenere più di 2 giorni, succede in tutto il mondo, quindi imparino a farla anche loro. Perché altrimenti cominceremo adesso a essere inflessibili e passare alla tagliola, ma non voglio che il rapporto fra amministrazione e attività commerciali sia basato sulla repressione. Altra domanda, eccola qua. Desidero chiedere al signor Sindaco come mai non è ancora uscita la delibera che permette a noi invalidi di richiedere la tessera di libera circolazione sugli autobus AMTS. Grazie per una cortese risposta. Mi coglie impreparato, non so se è una delibera che dobbiamo fare noi come comune o se è un'iniziativa dell'MTS, comunque mi informerò perché pensavo che già fosse vigente. Questo è importante, ha ragione, perché è naturale, hai ragione. L'accesso per i disabili. Beh, speriamo davvero, adesso segnaleremo questa richiesta al sindaco alla fine della trasmissione e poi vedremo gli sviluppi. C'è ancora qualche messaggio? Buongiorno signor Sindaco, per il modello Caivano cosa comprende la riqualificazione? Beh, non è corretto che ne parli adesso perché ovviamente ho le mie idee, ma io non prevarico gli altri, devo sottoporre queste mie idee, che poi sono nostre idee, al confronto con i cittadini e le associazioni che incontrerò alle ore 15:15 alla fine di questa trasmissione alle Salette. Si tratta di un incontro aperto a tutti, quindi anche questo telespettatore che ha mandato questo gentile messaggio può venire ed ascoltare. Abbiamo molte idee, però è giusto che le sottoponiamo a un momento di interlocuzione. Quindi la riunione è aperta è alle 15? Praticamente già si stanno riunendo, pensa che alle 15 era fissato alle 15, io arriverò alle 15:15. Colpa nostra, ma ha detto all'oratorio? Alle Salette, all'oratorio delle Salette. Alle Salette. E quindi è aperto al pubblico. Certo, può è andare naturale, chiunque può venire. Allora anche il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice può andare lì e fare le sue osservazioni e proposte. Stop concorsi RIPAM per la polizia municipale, assumete i ragazzi idonei. Stop vorrebbe dire fermatevi. Non la possiamo fare perché per quanto riguarda il concorso degli altri 100 vigili urbani sono vigili urbani selezionati in base a una procedura nazionale perché i fondi ci derivano direttamente dal governo, quindi deve essere il RIPAM. RIPAM cos'è? Scusi signor. Il RIPAM è sostanzialmente, adesso non so l'acronimo perché cosa sta, ma è comunque un'istituzione governativa che dipende dal Ministero dell'Interno e che deve provvedere a questa selezione. Peraltro non lo possiamo fare anche per un'altra ragione, perché questo qui a livello nazionale è per 36 ore, mentre il nostro è per 30 ore. Ah, ecco. Andiamo avanti ancora con i vostri WhatsApp. Buongiorno, da più di un mese, nonostante le segnalazioni, stiamo attendendo il ripristino dei lampioni rimossi in via Gioffrida Alta. Uno di questi è fondamentale per la sua vicinanza alle strisce pedonali. Via Gioffrida Alta dice che non ci sono i lampioni. Lo segnalerò. Ce lo segniamo? Sì, non ci ho fatto caso. Io ogni sera percorro quella strada per andare a casa mia, ma non ci ho fatto caso. Va bene, le passeremo questa segnalazione. E poi ancora, no taglia idonei per il concorso polizia. La stessa cosa di prima. Abbiamo detto prima, no? È più o meno lo stesso. No, è perché io mi rendo conto, sono coloro i quali non sono stati dichiarati idonei in base alla prima selezione, però non dipende da noi, il taglio idonei è purtroppo una procedura che noi siamo costretti a seguire per espressa previsione normativa. Sarebbe stato molto più facile per noi poter procedere allo scorrimento della graduatoria, visto che già avevamo una selezione compiuta e assolutamente efficace, ma non è dipeso da noi e non possiamo farci nulla. Perché è un impedimento normativo che non ci permette di aderire a questa selezione, anche perché noi possiamo dichiarare idonei, adesso non voglio entrare nello specifico perché sbaglierei, ma mi pare fino al 15% in più rispetto alle forze che possiamo materialmente assumere. Sì. Andiamo avanti, c'è qualche altro messaggio? Buonasera caro Sindaco Trentino, vorrei chiederle come mai nel quartiere San Giorgio spesso non si ha illuminazione nelle strade. Allora, io ricordo che 2 anni fa ci fu in estate, no l'anno scorso, l'estate 2023,
ci fu quel grosso problema con l'illuminazione perché andarono in crash tutte quante le cabine elettriche. Da allora l'Enel ha cominciato un lavoro di riqualificazione per 460 milioni di euro. Caspita. Per modificare tutte le cabine. Perché si verifica questo? Perché rispetto al fabbisogno energetico che è previsto sulla base della popolazione residente, l'energia non è sufficiente per una semplice ragione, perché l'Enel ragiona in termini di forza di popolazione censita. Se tutti quanti si attaccano ai contatori della pubblica, è chiaro che c'è un sovraccarico. Comunque l'Enel sta modificando le cabine, sta intervenendo per spendere questi soldi, ma non è un lavoro di un mese o di un anno, è un lavoro più ampio, anche se fino a ieri sera ho chiamato perché non è più possibile sostenere questo genere di disagi nei quartieri. È vero che hanno messo delle power unit, che sarebbero questi gruppi elettrogeni enormi in alcuni quartieri, per alleviare i disagi, per cui mi dice l'Enel che questa disattivazione della corrente elettrica non va oltre qualche ora. Però mi rendo conto che soprattutto per chi ha bambini, per chi ha anziani, queste ore sono delle ore importanti. Importante questa osservazione che fa il sindaco. Grazie. L'ultimo messaggio e poi lo lasciamo, se no arriva in ritardo lì per San Cristoforo e la colpa è nostra. Mi chiedevo se era possibile rivedere tutta la zona del campo sportivo del Duca d'Aosta. Tanto spazio non sfruttato, parco e parcheggio per il campo sportivo, migliorerebbe la vita di tutti. Qui è a Duca d'Aosta. In linea astratta ha ragione, ma in concreto sono tanti gli interventi che noi stiamo programmando in giro per la città. Questo, vi dico subito, non l'abbiamo messo in conto, non l'abbiamo considerato, perché riteniamo vi siano delle altre priorità, delle altre emergenze rispetto all'area circostante il Duca d'Aosta. Sarebbe bello valorizzarla perché è un'area molto ampia, però in questo momento non rientra fra la nostra progettualità più immediata. Bene, ci fermiamo qui, Sindaco. Mercoledì potrà essere ancora con noi? Spero di sì. Bene, lo speriamo anche noi. Emergenze permettendo, crolli di lungomare o altro. Speriamo che non succeda nulla di tutto questo. La ringraziamo molto per essere stato anche oggi con noi. La lasciamo al suo appuntamento fra qualche minuto per San Cristoforo, il futuro di San Cristoforo. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche da parte nostra. Grazie, la programmazione continua.